2 giorni dedicati al karate. 2 giorni stupendi, sia per il tempo fuori che per il tempo dentro. Un qualcosa di eccezionale ieri che ha visto una massiccia presenza di pubblico e di 700 atleti che hanno fatto un colore all'interno di questo palazzetto, una cosa che mancava da qualche mese, ma stupendo veramente. Oggi vedo che nonostante tutto, a proposito, ieri sera, contrariamente a un orario che era stato predefinito, ci siamo fermati alle 22:30, una cosa mai successa in questo palazzetto. È indubbiamente qualcosa di splendido perché lo sport è splendido, in qualsiasi forma fatta e qualsiasi disciplina utilizzata per poter riempire un palazzetto che è l'invidia di molte società che sono venute oggi a concorrere e a dare un assenso veramente di importanza per questo centro sportivo. I dati ci dicono che erano pieni anche i ristoranti e gli alberghi. Sì, credo siano soddisfatti un po' tutti perché, ripeto, gente che resti qua 48 ore o che arrivi addirittura alle 72 ore di permanenza sul territorio, indubbiamente ha portato nelle casse degli alberghi, nelle casse dei ristoratori, certamente la felicità di tutti. Il futuro cosa vede in questo palazzetto? Quello che vedrà lo si saprà nel giro di qualche mese. Quello che si è visto è quello che abbiamo risalita la china. Speriamo che questo sia di buon auspicio per poter assegnare a terzi la conduzione e se qualora non ci fosse, per la città l'amministrazione se ne farà carico.